Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Allora, oggi voglio fare un video dove voglio dare le mie impressioni, cioè le mie idee su F1.16, perché ormai ho visto parecchi video che da parte di diversi YouTubers che hanno l'anteprima e tutto quanto. E ragazzi, allora intanto una premessa. È chiaro che uno può dire ma che cazzo fai ste robe che comunque ormai negli ultimi giochi di Formula 1, soprattutto gli ultimi 2-3, sicuramente le mie prestazioni non sono state fenomenali. Ma ragazzi, voglio assicurare una cosa, intanto vabbè, seguo la Formula 1 che me la ricordo perfettamente dal 96, anche se nel 94 ricordo purtroppo il terribile incidente di Senna, me lo ricordo veramente, lo stavo giocando per terra con i soldatini, con i militari, avevo anche un elicottero da guerra e mi ricordo che a un certo punto, tac, la casa è stata in silenzio e c'è stato l'incidente. Vabbè, insomma, adesso non voglio andare su altre cose. Però ragazzi, veramente da F1 96 a F1 2003 come videogiochi, adesso non voglio dire di essere ai livelli del grande Sotil che saluto o di quelli inglesi che hanno fatto da tester, là chi è Arava, Tendmark, come cazzo si chiamano, vabbè insomma quelli veramente che giocano loro tre, sono quelli i miei preferiti ecco su F1, però veramente spaccavo i culi perché d'altronde tornavi a casa da scuola, devi giocare a calcio dalle 3 alle 7 e dopo ti imbarri la sera con gli amici tutti quanti, ti sparavi partitone o a PES o a FIFA o a Formula 1 o Gran Turismo, insomma giochi dell'epoca, ecco, quindi veramente avevi tempo. Anch'io ai livelli massimi andavo veramente come un treno. Dopo chiaramente col lavoro, con la scoperta della patata e tutte le altre cose, è chiaro che se non sei diciamo eh, allenato non riesci più ai livelli massimi a fare la differenza. Vabbè, comunque a parte questo, raga, io ho visto veramente delle immagini, dei video spettacolari, nel senso, i guasti ci sono, perché ho visto un video dove veramente una Mercedes di Rosberg in Bahrain, il fumo dietro il motore si è ritirato, con anche la sovraimpressione Rosberg si è ritirato, tipo GP4, quindi veramente una chicca incredibile, quindi i guasti ci sono, ragazzi. La safety car esce regolarmente, cioè può uscire in qualsiasi momento. Ci sono anche, come si dice, ritirati. Ho visto gare che sono ritirati in 5-6 macchine, addirittura in tracciati come Baku, che magari è più probabile, con i muretti vicini 6-7, senza mod, quindi parlo di console. Cioè, ragazzi, allora, queste chicche sembrano positive. Là addirittura c'è un livello di difficoltà Ultimate che vabbè, io me lo sogno, probabilmente spero di arrivarci, ma sarà quasi impossibile, che veramente l'IA la vedo combattiva anche tra di loro e fai fatica a superarli, veramente hanno un passo gara fenomenale. E c'è vabbè il multigiocatore da 22, quindi quello tanto spettacolo e vai che ci speriamo delle dirette su Formula 1 ragazzi perché non vedo l'ora. E come si dice, la telecronaca, adesso questo non so se è un rumors o una cazzata, però sembra Gene e Vanzini, ragazzi, cioè Gene e Vanzini basta, cioè praticamente il gioco, anche se fa cagare va bene, cioè con Gene che ti fa wow o con Vanzini che è veramente un telecronista eccezionale. Le premesse sono per un giocone droga, fiori, veramente qualcosa di fenomenale. La modalità carriera, puoi cambiare i caschi, ho visto la faccia del personaggio, puoi scegliere proprio tu i colori. Infatti, io, forse, come si dice, voglio ispirare un casco di Schumacher, che in una gara che purtroppo è stata sfortunata in Giappone, a Suzuka, che potevamo vincere il mondiale, invece in partenza Schumi proprio si è bloccata la macchina, è partito ultimo, che era tipo argentato, non me lo ricordo, come veramente bello. E penso con la modalità carriera di partire dalla McLaren, perché voglio riportare la scuderia di Walking ai fasti di un tempo, perché poi addirittura puoi cambiare le performance, cioè in base agli aggiornamenti una McLaren può diventare più forte della Mercedes nel corso degli anni, cioè una roba veramente, hanno fatto qualcosa di incredibile, 10 stagioni, ve lo sappiamo, però ci tenevo tanto le cose che più ho sempre rotto i coglioni, guasti finalmente sono tornati. La safety car esce regolarmente, la virtual safety car anche, se parlo male, scusate ragazzi, ho appena finito di fare 6 km di corsa, ho una sete da morire, sto morendo praticamente. E il ritmo gara è veramente mostruoso, livello massimo, per me ripeto impossibile, però veramente tanta roba, faccio anche fatica a commentare, però volevo fare questo video perché sono gasato, perché mi sono sparato un po' di video, veramente sono stra gasato. Infatti penso che porterò 3000 video al secondo,
MotoGP non sto registrando tanto in questo periodo, ragazzi, perché sono preso tanto dal lavoro, poi è estate, quindi chiaramente ma riesci di più, un po' di qua, di là, però non preoccupatevi che arriva tutto, insomma. Che altro dire? Chiaramente, ecco, la chicca Vanzini Genè, se è vera, veramente pipponi obesi, ragazzi. Infatti aspetto commenti per capire se è un fake o veramente una cosa vera. E poi Paddock arriva bene, fatto perfetto. Toto Wolff, cioè, veramente hanno fatto. Cioè, veramente la Codemaster si è svegliata, forse. Spero non ci siano troppi bug. L'unica cosa che veramente manca ancora è il TV Style LUD ufficiale, che è quello proprio l'AD ufficiale, non lo vogliono mettere, non capisco il perché, c'è sempre stato fino a Formula 1 2006. Poi più, vabbè, insomma, accettiamolo con serenità, però peccato perché dà un tocco di classe in più. Niente, raga, sotto il comandone veneziano, un video un po' così, non è un video tanto per spiegare, ma è un video proprio dove sono gasato e volevo condividere con voi il mio gasamento. Raga, un saluto del comandone veneziano, ciao!